Roberto Pizzoli, sindaco di Porto Tolle, seconda tappa di questi Stati Generali della Pesca proprio qui a Porto Tolle. È un punto importante, oggi si parla di sostenibilità. Sì, ringrazio la Regione di aver dato comunque la possibilità anche a Piglia, che siamo naturalmente nel comune di Porto Tolle, di poter svolgere questi stati generali della pesca che avranno comunque argomenti importanti come la sostenibilità, ma anche come la programmazione, che credo che sia fondamentale, soprattutto per quanto riguarda le nostre lagune. Noi siamo anche molto legati all'acquacultura e di conseguenza credo che sia importante aprire un tavolo di confronto su queste tematiche. Un tavolo di confronto con toni molto propositivi. La giornata di ieri l'ha evidenziato. Sì, certo, bisogna essere propositivi. Parliamo sempre dei problemi che sono enormi, per carità, dal caro gasolio, tutto qui all'edificazione delle lagune, ma credo anche che abbiamo il dovere di essere propositivi, di cercare di dare non solo delle risposte, ma fare anche delle proposte significative.